e non abbiamo avuto dal 2008, mi pare fosse gennaio 2008, l'attribuzione, diciamo, della titolarità a ottenere la zona franca urbana. Non abbiamo avuto per 4 anni ormai, le nostre imprese non hanno avuto per esempio la possibilità di insediarsi con le condizioni di fiscalità di vantaggio che Francesco descriveva. Io voglio dire, quello che siamo riusciti a far noi in pochi anni è stato qualcosa che, come dire, non è stato letto sempre in maniera, come dire, immediatamente tale da farci vincere le elezioni. È vero, perché non l'abbiamo visto a livello regionale e non l'abbiamo visto neanche a livello comunale, però chi semina bene poi dopo può almeno rappresentare la credibilità sia nella critica che rivolge agli avversari, sia nelle proposte che continua a elaborare. Noi in quegli anni abbiamo elaborato, gli anni sono quelli in cui il centro-sinistra, io vorrei dire il centro-destra, che ha la responsabilità del governo nel comune, nella regione e a livello nazionale, a livello centrale, e quando l'ha avuta il centro-sinistra, cosa ha fatto il centro-sinistra? Beh, a Quarto ha elaborato in pochi anni dei progetti strategici che sono stati finanziati, che sono stati avviati e che ora giungono a una qualche compimento con molta lentezza. Li vediamo, li stiamo cominciando a vedere, a discutere, alcuni a intravedere. La regione, nel rapporto con il sistema regione-Stato abbiamo ottenuto per esempio le zone franche urbane con la nostra amministrazione di centro-sinistra. Il centro-sinistra aveva concluso in pochi mesi un accordo con lo Stato sulle entrate. Sto parlando delle stesse cose, però per dire che avevamo ottenuto 3 cose fondamentali che sono state tutte quante cancellate in poco tempo. E allora io credo che noi dobbiamo cominciare io dico continuare a essere aggressivi, perché stiamo combattendo su alcune cose che sono emblematiche, perché noi pretendere da un'amministrazione come questa una visione strategica credo che sia complicato, ma pretendere almeno di non vivere dando pacche sulle spalle e poi appena allontanatisi i cittadini chiedendo loro tasse da qualsiasi punto di vista li si affronti, o da qualsiasi punto di vista riguardi la loro vita, la vita delle imprese, la vita dei cittadini, la vita, insomma, è una cosa che deve essere smascherata sempre con maggiore intensità, e noi dobbiamo capire che rispetto a alcune questioni loro non sono credibili, cioè queste Cappellacci, Contini, non solo loro non sono credibili, ma noi vorremmo sapere cosa pensano di alcune cose che sono ancora decisive per lo sviluppo delle nostre comunità. Cosa pensa l'amministrazione comunale di Quarto della città metropolitana di Cagliari? Voi saprete, l'avevamo scoperto con Gigi all'inizio delle nostre relazioni complicate con la regione, perché comunque la regione è una regione che è fatta di tantissimi piccoli comuni e non riconosce automaticamente il peso di città che, come la nostra, storicamente non hanno avuto una rappresentanza importante in quella dimensione. Noi abbiamo scoperto che i trasferimenti regionali tra Cagliari e Quarto erano 11-2, cioè Cagliari, che è grande circa il doppio rispetto a Quarto, ha 11, diciamo, a 6 volte i trasferimenti che ha Quarto. Ora Cagliari ha accettato, l'ha fatto con un ordine del giorno in Consiglio Comunale, l'idea che ha sempre respinto, perché si è sempre protetta come una cittadella privilegiata dalla invasione, tra virgolette, che serve molto per lo sviluppo economico, ma diciamo, costa in termini di servizi di tutte le città dell'Interland. Ha accettato una proposta di questo genere, una prospettiva di questo genere. Noi cosa facciamo? Con una prospettiva di questo genere noi avremo, anche per il nostro peso demografico importante, una capacità di governo di una città che è fatta di 400.000 abitanti e non di 75.000 abitanti, che significherebbe poter portare le nostre carte, che sono le nostre carte di peso appunto demografico, di peso economico, di offerta di territorio, di offerta di servizi, e potremo migliorare le condizioni di sviluppo della nostra città. Conti l'ha capito, io ho presentato una proposta di legge insieme ai miei colleghi in Consiglio regionale, la giunta regionale di centrodestra fa una perimetrazione delle province dove non si parla minimamente di città metropolitane, e segnalo che con la riforma delle autonomie locali che viene attuata in queste settimane, le città, tutti i capoluoghi di provincia, tutte le province capoluogo di regione, anche per essere più precisi, sono città metropolitane in tutte le regioni nelle quali abbiano una determinata dimensione, non quelle piccolissime, fatta eccezione per le regioni autonome, perché noi abbiamo la potestà normativa sull'organizzazione degli enti locali e quindi possiamo decidere come organizziamo le nostre province e eventualmente la nostra città metropolitana. Contini parla di questo? Credo di no.
Come stiamo ridefinendo la nostra vocazione strategica? Stiamo diventando, ho l'impressione, una città che offre il suo territorio perché venga consumato da un'area più vasta, e noi paghiamo i servizi, gli altri vengono a usufruire del nostro territorio. Dobbiamo essere capaci di agire in maniera intelligente, abbiamo delle vocazioni e anche delle opportunità che ci vengono offerte anche dal caso, e quindi cogliamole al meglio, però credo che sia una logica rovesciata. Anziché capire come vogliamo vivere noi, se vogliamo vivere, difendendo una qualità della vita che qua è possibile difendere, in altre città magari non è possibile difendere, se vogliamo vivere dimostrando che riusciamo a fare in pochi mesi una gestione della raccolta differenziata che ci porta a essere una delle città più avanzate della Sardegna, oppure no, se vogliamo difendere quelle peculiarità, se vogliamo trovare una nostra dimensione di organizzare i servizi sanitari, i servizi sociali, se vogliamo fare queste cose, abbiamo la possibilità di farlo. Però il nostro territorio può anche essere messo a disposizione una specie di eventificio per cui la gente viene, consuma, sporca, spreca e noi paghiamo. Questo è quello che sta avvenendo in questi anni, e io credo che questa linea strategica di ritrovare una nostra capacità non solo di protestare ma anche di individuare una vocazione che non può essere: noi siamo una città abbastanza grande da poter bastare a se stessa, ho sempre pensato io, per cui in fondo che Cagliari non volesse avere una prospettiva aperta di quel tipo non l'abbiamo mai vissuta come una sofferenza. Il problema è che noi abbiamo una prospettiva, una vocazione, un'opportunità di integrarci meglio e anche a quel punto di attrarre meglio, perché il governo del territorio sarebbe gestito da un unico ente che noi eleggiamo, mica altri, quindi da un unico ente che può individuare anche appunto dove insediare determinate attività, dove definire l'organizzazione dell'urbanistica e della attrazione e dello sviluppo delle attività di impresa. Insomma, potremmo fare tutte queste cose. Di fronte a questa situazione, che è una situazione nella quale noi abbiamo le carte in regola per contestare, ma anche le idee per proporre, io vorrei che noi continuassimo a essere molto forti nell'affermare che di fronte a, la faccia di bronzo è fantastica e da questo punto di vista loro sono similissimi, Cappellacci, Contini, io li vedo proprio simili, è come se niente fosse. Negli anni precedenti, io credo che Contini dirà tra poco che non ha mai fatto parte del partito di Berlusconi, non è mai stato uno dei suoi principali dirigenti, non sapeva dov'era, è capitato che insomma sia stato eletto perché è bravo, però siccome non è così e siccome queste responsabilità sono responsabilità, 4 anni di mancato sviluppo delle imprese sono una responsabilità che basterebbe per mandare a casa chiunque, e Tremonti e Cappellacci sono Contini qua. Questa cosa deve essere chiara e deve essere una responsabilità. Come prima vincevano le elezioni e le hanno vinte talvolta perché c'era Berlusconi e è capitato che Quartesi piacesse questa cosa, io credo che siccome Berlusconi c'è stato e ne paghiamo tutti gli italiani le conseguenze, non voglio che le vinciamo e che gliele facciamo perdere solo per questo, ma certamente che non abbiano il diritto di parlare come stanno facendo ancora in queste settimane sia Cappellacci che Contini. Credo che dobbiamo dirlo con la massima forza. Vi ringrazio. Io in questa interrogazione ho chiesto cosa sta facendo Cappellacci rispetto a queste cose, mediamente risponde dopo 6 mesi, un anno, però la risposta in questo caso ce la stai dicendo anche tu, molto poco, perché il rischio, e concludo davvero, è che Francesco magari riesca a trovare una solidarietà in Parlamento perché questi emendamenti passino, se la Regione non ha la capacità di capire che deve riprogrammare risorse che altrimenti regaliamo perché restituiamo all'Unione Europea, magari avremmo costruito l'infrastruttura normativa per poter riattivare le zone urbane, chiamiamole zone franco urbane perché si capisce di cosa parliamo, anche se tecnicamente non sono più così, e però ancora una volta non otteniamo da una regione di centrodestra la possibilità di farle partire veramente. Grazie.